Terza corsa, una a reclamare per i Gentleman. Sono in 8 dietro le ali della macchina dopo il forfait di Amore Stecca. 8 start in movimento all'1 da Granit Dipa, 2 Dinata, 3 Amelie Pan, 4 Deba dell'Olmo, 5 Zardei Baba, 6 Caribalille. In seconda fila 8 Chanel DVS, 9 Bianco Cipriani. Gentleman proprietari in Salchi. Allenamento che si va a completare, favorito Zardei Baba, quota in leggera salita da 1,80 alla pari. Start che inizia ad accelerare, con cautela in seconda fila Bianco Cipriani, si ritrae Caribalilla. Si parte con veloce Zardei Baba che sopravanza gli avversari ma non passa all'interno Deba dell'Olmo. In corda c'è Dinata, poi Amelie Pan, quindi Caribalilla e da Granit Dipa, sbaglia Deba dell'Olmo all'imbocco della prima piegata. Deba dell'Olmo squalificato. Così di Natal comando, punta in avanti Zardei Baba, 200 in 14,7. Attacca Zardei Baba ma si difende Di Natà che vuol correre al comando. Si deve adeguare in seconda posizione allora Zardei Baba che precede Amelie Pan, quindi da Granit Dipa. Poi Caribalilla con accanto Bianco Cipriani che inizia a risalire alla retroguardia Chanel DVS. Stoppata decisa ora davanti dopo un 29,5 per i primi 400 metri di corsa, avanza allo scoperto Bianco Cipriani che trova l'anticipo da parte di Amelie Pan. 46,3 per i primi 600 metri di corsa. Di Natal, comando Amelie Pan all'esterno, in corda c'è Zardei Baba, poi da Granit Dipa e quindi Bianco Cipriani. 800 metri in 1,2. Sulla curva di destra Amelie Pan inizia a risalire, cerca di portarsi al lato di Dinata che si mantiene in vantaggio. Zardei Baba secondo in corda precedendo da Granit Dipa e Chanel DVS. In pariglia c'è sempre Bianco Cipriani avanti a Caribalilla, chilometro in 1,17,6 per Dinata che prosegue al comando. Amelie Pan sempre allo scoperto, in corda Zardei Baba, poi da Granit Dipa non cambia assolutamente nulla a 400 metri dalla conclusione, con la leader che spara un 14,5 per la retta opposta alle tribune, prova a farsi insistente Amelie Pan all'esterno, in corda rimane Zardei Baba, poi Bianco Cipriani, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo con Di Natà in vantaggio nei confronti di Amelie Pan, poi Zardei Baba, Di Natà in vantaggio, attaccato da Amelie Pan, si difende Di Natà, insiste Amelie che va su Di Natà che si difende Di Natà, attacca Amelie Pan, testa a testa serrato, Amelie Pan sul palo, stampa Di Natà, al terzo posto Bianco Cipriani. 29,7 ad arrivare per il successo in percorso esterno di Amelie Pan, Michela Rossi per Salvatore Valentino e ovviamente Michela Rossi alla proprietà. Si scopre dopo 500 metri, va a destra di Di Natà che se la fa tutta al comando ma deve cedere il passo nei pressi del traguardo. Amelie Pan al successo, al secondo finisce Di Natà, al terzo posto Bianco Cipriani.